benvenuti al Pala di Fiore per Lido di Ostia, CDM Futsal Genova, sfida valida per la quarta giornata di Serie A. E adesso possesso Lido, Gattarelli, Shaker sulla destra, cerca la profondità, la chiusura di Pisetta che diventa un assist e poi si trasforma nel gol del vantaggio. Titon fa 1-0. Barra sulla sinistra, pallone regalato a Guaniglio, attenzione 2 contro 1, Guaniglio va in porta e fa bene, 2-0 CDM Futsal Genova. Trova lo spazio per Rocia, ancora Shaker, può calciare, doppia parata di Pozzo che salva il 2-0 dei suoi. Ripartenza con Esposito che se ne va sulla sinistra, ancora Esposito, fa tutto da solo, Esposito in area di rigore, mette in mezzo, chiude il Genova, il pallone resta lì. Esposito, Gattarelli con il destro, spacca la porta, Daniele Gattarelli, -1, Lido di Ostia. Tutto pronto per il secondo tempo, si riparte, Renghifo. Pisetta sulla destra, tocco di ritorno, Leandrigno, Cerulli in qualche modo. Leandrigno, scucchiaia, Guaniglio al volo! Grande gol di Guaniglio, la doppietta del numero 9, 3-1, CDM Futsal Genova. Cutrupi, controllo al limite del fallo laterale, Motta centralmente, poi Cutrupi con il bacino! Christopher Cutrupi, terzo gol in Serie A, -1 Lido. Pisetta in avanti verso Leandrigno, Cerulli stende il numero 10 avversario e si prende il cartellino rosso. Rocia prova ad accendersi, va in porta, 1 contro 1, Motta, serie di rimpalli, esce Leandrigno, poi Rocia recupera il pallone, Rocia in mezzo sul secondo palo, Motta non trova l'impatto con il pallone. Cutrupi in area, pallone che torna da Motta, poi Renghifo con il destro, Pozzo, Rocia ancora lì il pallone, cerca lo scavetto, Pozzo dice ancora di no, Shaker ancora, vuole palla Motta, la riceve, Motta con il mancino, la parata di Pozzo che si aiuta con il palo, partito Motta, servito sulla sinistra, Motta si accentra, va con il destro, Pozzo, strepitoso, Shaker. Rocia in mezzo per Motta, attenzione Ortisi con la porta vuota, Ortisi, il poker del Genova che torna sul +2 e pulisce il portiere di movimento del Lido di Ostia. Deve insistere con il 5 contro 4, non ha altra scelta la formazione di Matranga, palla in mezzo Esposito, ha preso anche questa Pozzo, Genova a un passo dal primo successo in Serie A, il Lido ci prova con il cuore, Motta ancora Pozzo e poi Pisetta allontana trovando il gol del 5-2, gol che chiude la partita. Motta, Esposito, deviazione, autogol di Ortisi, è un gol che cambia pochissimo, se ne va il numero 7 che attende la sirena, eccola, arriva in questo istante, finisce il match con il CDM Futsal Genova che spugna con il punteggio di 5-3 il Pala di Fiore, prima storica vittoria in Serie A per i Liguri, secondo KO di fila per il Lido che resta a quota 3 punti in classifica.